Non si sono fermati all'alto della polizia e dopo un breve inseguimento sono stati bloccati e denunciati. La polizia di Pachino ha messo fino alle scorribande di due giovani in moto. Il 21enne alla guida era senza casco e non aveva mai conseguito la patente. Lo scooter inoltre era privo di assicurazione e revisione. A seguito di perquisizione all'interno del motociclo sono stati trovati chiavi e grimaldelli, un martello, una pinza, una forbice, una chiave a brugola e un cacciavite. Da qui la denuncia per possesso ingiustificato di arnesi. Oltre a tutte le sanzioni amministrative per le violazioni del codice della strada, i due sono stati anche denunciati per non essersi fermati come previsto dal nuovo decreto sicurezza. Il veicolo è stato sequestrato e le sanzioni in totale elevate ammontano a circa 7.000 euro. Inoltre, a seguito di controlli congiunti insieme a personale tecnico della società elettrica, agenti del commissariato hanno denunciato due persone, un uomo e una donna, per furto di energia elettrica. Infatti i due avevano realizzato un allaccio abusivo alla rete pubblica nella propria abitazione.